Bologna città del trotto. Beh, la grinta è anche un po' una tua caratteristica, ti vediamo sempre più protagonista, vinci sia al montato che in sulchi. Sì, sì, è fondamentale per andare avanti perché ci vuole la grinta, devi lottare, se no come una minima cosa ti avvelici facilmente. Invece dobbiamo andare avanti, cercare di pubblicizzare sempre anche, come dico spesso, l'ippica e capire cosa c'è dietro un cavallo. Dietro un cavallo c'è tutto, dalla mattina che parti alle 5 e mezza, alle 6, d'estate alle 4, tutto il giorno dedicato a loro e poi dopo una corsa che dura 2 minuti ti dà il risultato del lavoro. Comunque complimenti perché sei anche molto fredda, mi sembra, in corsa. Sì, sono più fredda diciamo in corsa che quando vedo un mio cavallo che corre. Quei momenti in mezzo alla pista sono tragici, però danno grandi soddisfazioni, sono animali eccezionali. Percorrerei un po' la tua storia. Tu hai iniziato a fare trotto montato, se non sbaglio, ma come sono stati gli inizi e soprattutto come è nato questo grande amore per i cavalli? Ma senti, fin da bambina i miei genitori se ne accorsero subito e non capivano, fondamentalmente anche perché non ho genitori che hanno avuto scuderie, niente, non erano mai stati, fra poco neanche all'ippodromo. Però mio padre aveva visto questa cosa qua e disse va, proviamo a portarla a maneggio. Sono partita dal maneggio a Pistoia, a Groppoli. Da lì mi guardava sempre, lo vedeva che c'era questa grinta perché un giorno un cavallo, tra l'altro si chiamava Schianto, mi buttò in una pozzanghera. Allora stava lì allo steccato e mi guardava, disse ora che fa? Ma andai a cambiare e ci rimontai, disse allora è tosta, vi piace. Sono andata avanti così, poi passata sempre di sella in sella. E facendo l'agraria, l'Istituto Tecnico Agrario di Pescia, lo stage ho cominciato a farlo all'ippodromo con Cesare Nicolai veterinario e da lì è scattato questa passione per il trotto che è stupenda. Il cavallo è completo, dalle ferrature a vestirli sotto, stivaletti, varinocchi, finimenti, briglie, imboccature, cioè è un bel lavoro. Il cavallo vissuto 360 gradi. Ma ti chiedo l'aspetto più bello e l'aspetto anche più difficile di fare questo mestiere. Sì, sicuramente non è una vita facile, come ti ho già detto, devi dedicare tutta la vita a loro. Essendo anche mamma non è facilissimo, c'è Marco che ora ha compiuto 6 anni, quindi stare dietro a lui, stare dietro ai cavalli, siamo sempre in giro perché bene o male si corre sempre, tutti i giorni, però si fa il possibile. Ecco, io spesso intervisto mamme che guidano, tu come concili tutto? Sì, meno male ho l'aiuto di Francesco che è fondamentale anche per la mattina per portare a scuola perché io ho un vantaggio in scuderia perché la colazione ho ho i miei orari, piace darle sempre al solito orario e andare io, controllarli, stare con loro. Francesco mi dice lo porto io, dopo semmai quando mi capita che non corro tutto, mi anticipo tempi in scuderia per portarla a basket, andare a riprendere a scuola, quindi c'è tutto un lavoro, cavalli, figlio.